Rieccoci, ben ritrovati con Speciale Dilettanti. Questa è la versione flash. Vi ricordo il nostro format dedicato al calcio dilettantistico triveneto, il primo lunedì del mese, con la versione lunga con Lorenzo Luigi, Alberto Penazzi e Pietro Cesaro, e poi negli altri lunedì invece versione un po' più compatta. E oggi sono venuti a trovarci due esponenti di due società che molto probabilmente saranno tra le protagoniste del girone C della Serie D. Andiamo subito a presentarli. Partiamo qui dalla mia destra da Edoardo Sbampato, difensore centrale del Legnago. Ciao Edoardo, buonasera a tutti. Trovato nei nostri studi. E qui alla mia sinistra invece torna a trovarci Cristiano Masitto, allenatore del Campodarsego. Ciao Cristiano. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Allora, due club che hanno fatto fin qui due percorsi diversi, ma che si trovano adesso a considerarsi probabilmente rivali per l'obiettivo del vertice della classifica. Al Campodarsego ovviamente è richiesto di fare un ulteriore passo avanti, un ulteriore progresso dopo la convincente stagione dell'anno scorso, mentre il Legnago punta senza mezzi termini. L'abbiamo visto sia dalla campagna acquisti estiva sia appunto dalla storia recente del Legnago, al ritorno in Serie C, categoria persa in estate, che ha avuto una lunga coda di attesa, con la speranza appunto di riuscire a ritornare tramite ripescaggio. Allora, prima di parlare delle partite di ieri, però appunto facciamo un attimo un passo indietro. Partiamo da Cristiano Masitto. Ti chiedo, Cristiano, intanto se sei soddisfatto del mercato, della squadra che ti ha consegnato la società. Poi so che comunque tu sei attivo, partecipi anche in fase di mercato, e manca qualcosina in rosa. Adesso a vedere le prime due giornate sembrerebbe di no, però con una considerazione a più ampio respiro, cosa ti senti di dire? Sì, io sono molto contento della rosa che abbiamo fatto, sono ragazzi interessanti, abbiamo una società che ci fa valere anche il settore giovanile, di conseguenza abbiamo la possibilità di valorizzare i nostri giocatori e siamo contenti di metterli in campo, anche se perdiamo qualcosina di esperienza, però siamo contenti di metterla in campo, abbiamo avuto grande soddisfazione l'anno scorso, continuiamo con lo stesso messaggio quest'anno, quindi sono molto contenti. Una squadra comunque nuova, perché sono rimasti 7-8 giocatori dell'anno scorso, ma negli 11-11esimi che stanno partendo titolare sono solamente 5 dell'anno scorso, quindi c'è da lavorare bene, c'è da lavorare forte, e diciamo che sono molto contento. Sì. Allora, sono andati via appunto Colombi, il bomber, è andato via Mobiglio, è tornato Cupani, è arrivato in extremis anche Pozzebon, che ha insomma un passato in Serie C recente. Ti chiedo anche come sta fisicamente Pozzebon, che è appunto uno degli ultimi innesti per l'attacco. Un disastro, perché è arrivato... Un disastro. È arrivato 3 giorni fa, sono ragazzi che... Lui cosa si era allenato da qualche parte? Sì, no, lui, ovviamente ragazzi che sono senza squadra cercano sempre di allenarsi forte, cercano sempre di allenarsi senza avere infortuni, quindi non vanno mai con squadre, ma quando arrivano si va già a 2000 all'ora, quindi quando arrivano si intuisce subito che sono poco allenati, però ieri gli ho fatto fare lo stesso 15 minuti, quindi... scherzosamente dico se è un disastro perché ti devi tenere in forma splendida, però è un giocatore che sicuramente ci servirà quando starà meglio anche. Ecco, poi sì, di solito la Serie D fa il mercato all'inizio, rispetto ai professionisti che magari cercano i colpi proprio in extremis. In questo caso invece sono arrivati alla fine e quindi avranno bisogno sicuramente di un po' di tempo. Cupani invece no, perché ritorna, giovane che avete lanciato voi, che adesso ritorna per fare ulteriore esperienza. Ma sì, siamo stati un po', tra virgolette, un po' in mezzo a queste trattative, perché non sapevamo se Cupani ritornava, se non ritornava, se aveva ancora mercato, quindi sai, avere un 2004 che ti torna in casa e devi avere un 2004 davanti, il mercato degli attaccanti un po' si blocca e di conseguenza tutto il resto, quindi siamo stati contenti poi del suo ritorno. È un ragazzo che secondo me è molto di prospettiva, come prevederlo, e sono due ragazzi ottimi del 2004 del settore giovanile, avranno bisogno di lavorare, non hanno bisogno di crescere, e noi siamo secondo me la squadra ideale che li può mettere in condizione di far bene, perché abbiamo un obiettivo che è quello di appunto crescere i ragazzi del settore giovanile, migliorando sempre qualcosina dell'anno precedente. L'anno scorso siamo arrivati un gruppo nuovo totalmente dal penultimo, terzultimo posto, siamo arrivati quinti nei playoff. Quest'anno non dobbiamo alzare l'asticella solo nel risultato, dobbiamo alzarla anche a livello di mentalità, e i nostri ragazzi devono capire anche questo.
In estate è stato confermato appunto l'intero staff tecnico, oltre a te appunto i tuoi collaboratori Al-Jaberi, Sabadin, confermato il direttore sportivo, quindi insomma questa è la prova che la società vuole andare avanti con un progetto pluriennale, come dicevi tu. Adesso ti chiedo, faccio una domanda un po' più specifica. C'è anche l'idea poi che questo progetto abbia uno sbocco con la promozione nel professionismo, perché sappiamo che qualche anno fa il Presidente ha detto stop. Adesso secondo te hai la percezione che siano cambiate un po' le cose? Ma io credo che in quel momento il Presidente poi ha fatto quella scelta, lui ha sempre spiegato la motivazione perché. Adesso sarebbe completamente diverso, immagino, 1 perché ha più esperienza, 2 perché probabilmente non è più spaventato e 3 perché non c'è questo rischio oggi e l'appetito viene mangiando, come si dice sempre, ma noi siamo una squadra che deve avere i piedi ben per terra. Però secondo me il Presidente Pagin non deve mai avere un obiettivo da togliersi. Se dovesse capitare, a mio avviso farebbe bene andare, come ha fatto il Legnago, come fanno altre squadre. E ovviamente tra l'altro appunto in quell'anno lì fu Legnago a beneficiare dal secondo. C'è tutto, il Campodarsego è una famiglia, c'è proprio tutto, stiamo strutturando, il Presidente sta strutturando bene il centro sportivo, dall'anno scorso abbiamo la palestra, abbiamo il campo sintetico, abbiamo un altro campo fatto, quindi si stanno proprio strutturando bene. A mio avviso chi arriverà a giocare ed allenare il Campodarsego nei prossimi anni troverà qualcosa di importante. Chiaro, quindi crescita organica su tutti i parametri, non solo dalla parte tecnica sportiva, perché poi bisogna, la Serie C bisogna farsi trovare pronti, perché sono dolori. Allora vediamo adesso la probabile formazione, insomma la formazione tipo del Campodarsego di quest'anno. Ovviamente tu sei l'allenatore, ci potrai dire, bacchettare se c'è qualcosa che non va, però insomma questo abbiamo visto fino adesso. Prima dell'inizio della trasmissione abbiamo un po' anche discusso su Matteo Rubin, che in realtà è almeno stando al nome è il grande acquisto dell'estate. Noi non lo mettiamo qui, non figura in questa formazione tipo perché non l'hai messo in queste prime 2 giornate. Allora spiegaci un attimo la sua situazione, come sta, è subentrato anche ieri, ma insomma non da titolare. No, lui sta bene, è un giocatore che sta bene, anche se viene da 1 anno e mezzo di inattività, praticamente ha giocato pochissimo, mentalizzato, un ragazzo che ci dà una grande mano, una grande esperienza. È vero che in questi 11 non c'è Matteo, però noi abbiamo avuto un infortunio importante, dobbiamo ancora tesserare il portiere 2003 e purtroppo in questa categoria abbiamo costruito la squadra con il portiere 2003 e perché avevamo già le quote in campo, quindi si è rotto il crociato Coccola in allenamento prima della Coppa Italia, quindi il 2002 è importantissimo, ci si è rotto il crociato, non abbiamo ancora il portiere 2003, abbiamo messo il 2001 in porta, di conseguenza non abbiamo proprio una gestione della palla come noi volevamo e come era il nostro ABC l'anno scorso. Allora abbiamo dovuto modificare qualcosina e avendo in rosa Pablo Perez, Buratto e Rubin, che sono 3 difensori importanti, gli altri 2 hanno più caratteristiche da difensore anche sul gioco aereo e per il momento, visto che non abbiamo una grande gestione di palla a terra, sicuramente siamo sollecitati dalle palle alte e quindi in questo momento ho fatto questa scelta, ma ci sarà spazio sicuramente appena poi nel corso della stagione sappiamo che poi cambieranno anche le gerarchie. Da fuori invece Edoardo ti chiedo un commento intanto sul Campodarsego, poi tu hai detto che appunto conosci anche Rubin perché ci hai giocato diverse volte contro, ma ci sono anche tanti ex professionisti che scendono in Serie D e magari la trovano anche difficile. Sì, sicuramente scendere di categoria non è assolutamente facile, è comunque rimettersi in gioco in una categoria diversa in cui comunque il livello è alto. Sono rimasto piacevolmente sorpreso nonostante fosse il mio primo anno che scendo in Serie D, c'è un buon livello dal punto di vista agonistico e di intensità, non deve invidiare nulla la Serie C, anzi, e quindi ci sono squadre importanti con cui confrontarsi. Io da difensore parlo, si trovano contro attaccanti importanti in diverse squadre, soprattutto quelle di vertice, e quindi è comunque un campionato tosto e molto difficile. Ecco, lunedì scorso l'avete visto, l'abbiamo ripreso anche su Padova Sport, la nostra griglia di partenza della Serie D Girone C non vede il Campodarsego tra queste squadre perché appunto come hai detto anche tu si parte a fari spenti. Sicuramente il Legnago l'abbiamo messo secondo dietro la Luparense, ma insomma siamo allo stesso livello, poi c'è la Clodiense, queste sono le 3 squadre. Voi, come dicevi giustamente tu Cristiano, avete come obiettivo anche quello, perché no, di valorizzare e poi magari
rivendere giovani interessanti. Colpani l'anno scorso è stato venduto al Bologna, adesso è arrivato in prestito. Prevedello, Prevedello invece so che aveva delle offerte, invece l'avete trattenuto per completare forse la crescita. Ovviamente gli obiettivi credo di una società vanno di pari passo con i soldi spesi e con il budget che la società mette a disposizione del direttore sportivo, quindi noi siamo tra le società che ha probabilmente dalla metà classifica in giù. Ci sono squadre importanti, c'è l'Egnago, c'è la Cludiense, c'è l'Isto Mulzane quest'anno, una squadra molto forte, c'è la Luparense, la Driese stessa, quindi sono squadre completamente più attrezzate di noi, con l'obiettivo unico di vincere, ed è corretto che sia così. E noi dobbiamo fare un altro tipo di campionato, perché quando si mettono insieme proprio gli obiettivi della società, che sono valorizzare i giovani, è difficile vincere con i giovani in campo. Poi possiamo essere una buona sorpresa. La mentalità è la stessa, e andiamo sul campo a cercare di vincere ogni partita, cercando di comandare il gioco anche con i giovani. Dove arriveremo non si sa, però ci proviamo lo stesso. Storicamente poi in questa categoria chi vince ha in rosa under forti sicuramente, ma soprattutto ai vecchi, come si chiamano vecchi, non so tutto dirlo, però insomma di grande valore, per cui è difficile obiettivamente pensare a un Campodarsico che giochi per il primo posto. Si lavora su altre situazioni, bisogna produrre. Noi abbiamo 4 attaccanti adesso, abbiamo un Buongiorno come attaccante, Pozzebon che è arrivato 3 giorni fa, e poi 2 2004. Quindi se limitiamo al confronto con gli attaccanti che hanno le altre squadre, e tutti voi sapete che attaccanti hanno, probabilmente non c'è paragone, ma il campo parla di altro, parla di episodi, parla di una squadra, parla di idee, quindi c'è ben altro da mettere in campo, e noi siamo stati proprio artefici l'anno scorso di questa mentalità. E perché no, siamo arrivati a 2 punti dalla Luparense, siamo arrivati a 3 punti dalla Driese, e abbiamo perso 5 partite in casa per andare sempre a cercare di vincere. Se avessimo perso 2 e 3 pareggi saremmo arrivati terzi probabilmente. Un flash te lo chiedo su questi giovani, c'è qualcuno che puoi menzionare che potrebbe secondo te fare bene quest'anno, a parte Prevedello e Cupani che abbiamo già detto? Ma noi abbiamo Minozzi, portiere 2005, in crescita importante, il nostro secondo portiere, abbiamo Girardello 2003, abbiamo Bertazzolo 2003, che sono difensori, sono ragazzi, Bertazzolo difensore centrale, Girardello difensore centrale, che può fare bene anche il centrocampista. Abbiamo un settore giovanile importante, e abbiamo anche dei ragazzi aggregati alla prima squadra del 2005, perché lavoriamo già sotto età come abbiamo fatto l'anno scorso. Questo è l'obiettivo, e io pretendo molto da loro, perché non li tratto come giovani, fanno parte della Serie D e non voglio che a nessuno venga regalato nulla, si guadagnano tutto sul campo, perché credo che poi con le altre squadre troveranno la stessa mentalità, credo. Allora passiamo all'Egnago, vediamo anche qui la formazione tipo che avevamo riproposto anche nella scorsa puntata. Edoardo Sbampato, eccolo qui, ti avevo messo titolare qui nella difesa 3, anche tu sei uno degli acquisti importanti dell'Egnago di Donati, sei anche uno dei pochi veronesi che militano nella squadra, hai fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Chievo, e poi coi vari Vignato, Zuelli, se non sbaglio, era una bella formazione quella. Poi è stato un peccato che appunto è saltato tutto il progetto, ma ecco, ti chiedo proprio una battuta sul Chievo, se ti aspettavi o come hai preso poi quella notizia del crack. Ma sicuramente io sono nato calcisticamente e cresciuto nel Chievo, quindi è stata una batosta anche dal punto di vista affettivo per me. Sicuramente negli ultimi anni in cui io ho militato in prestito nelle varie squadre dal Chievo cominciava ad esserci un sentore che c'era qualcosa che non andasse. Qualche anno dopo è scoppiato tutto. Più di qualcuno ci ha detto questa cosa. È scoppiato tutto il caos ed è stato comunque tosta da accettare sia per me che per molti compagni che erano ancora sotto contratto e che erano in piena rampa di lancio, che purtroppo si sono ritrovati svincolati magari nelle ultime giornate di agosto o di luglio. Non è stata insomma una bella situazione. E non so se hai visto che Campedelli è tornato. Sì. Torneresti a lavorare sotto di lui, con lui? Ma ora sono concentratissimo sull'Egnago, quindi sono tutti discorsi possibili che uno si può immaginare. Però insomma ti sei lasciato bene. Sì, certo, i rapporti non sono mai stati, sono sempre stati sereni tra di noi. Il tuo acquisto però insomma conferma quelle che sono le grandi ambizioni dell'Egnago, che è rimasto per diverso tempo in bilico tra la Serie C e la Serie D. Tu vieni da diversi anni di Serie C, tra l'altro l'anno scorso eri alla Paganese,
prima hai giocato con l'Alessandria, insomma Serie C di buon livello sicuramente. Cosa ti hanno detto in fase di trattativa per convincerti poi ad indossare questi colori? Ma guarda, io ho accettato Legnago, mi sembra il 21 luglio, forse anche prima, verso il 18 luglio, quindi non ho voluto aspettare tanto la Serie C. Inizialmente nella mia idea era quello di aspettare qualche chiamata dalla Serie C, ma dopo aver parlato col direttore che mi ha presentato il progetto e mi ha parlato chiaro di quali fossero le ambizioni della società, ho capito che comunque era un progetto interessante in una società strutturata e ho scelto di rappresentare comunque il mio territorio, che sono, essendo veronese. Sì. Penso che lavorare per una società strutturata e importante nel proprio territorio comunque sia una bella opportunità, e quindi ho scelto subito di andare a Legnago. Poi insomma, tu comunque hai girato l'Italia, non sei uno di quei giocatori che è legato al territorio? No, certo, però comunque mi piaceva l'idea di rappresentare una squadra della mia città, comunque della mia zona, e con un progetto ambizioso. Chiaramente modi diversi di intendere il calcio, il sud, il nord, vero? Questo è scontato dirlo, lo sappiamo, insomma, che sì, però il calcio c'è comunque... più aspettativa forse. Dove? Giù. Diciamo, in realtà è diverso da certi punti di vista, nel senso che sicuramente trovi piazze più calde, la gente vive il calcio in maniera forse più passionale, però in realtà alla fine quello che comanda è sempre il rettangolo verde, quindi quando entri in campo, che sei al sud, al nord, in Serie D, in Serie C, è sempre lui a comandare. Allora, rivediamo un attimo la formazione tipo, chiedo un flash anche a Cristiano Masitto, questo è il 3-5-2 di Donati, anche lui tra l'altro che si è messo alla prova in Serie D con questa squadra rampante e ambiziosa. Ci sono chiaramente ottimi giocatori di categoria, qualche innesto dalla categoria superiore. Immagino, Cristiano, che anche tu te l'aspetti questa come una squadra che stazionerà sempre in testa o quasi. Ovviamente è una formazione importante e sicuramente allenata bene. Prima si calano nella categoria e prima faranno bene, perché è difficilissima, una categoria difficile, soprattutto questo girone, il girone Veneto, il girone devastante, il girone dove nessuno ti regala niente, tutti si conoscono e di conseguenza possono venire fuori le insidie continuamente. Credo che sono nelle prime 3 squadre che possono ambire a vincere il campionato, però trovo sempre l'anno scorso l'Arzignano, che ha vinto partendo col 3-5-2 finendo col 4-3-1-2, strada facendo sicuramente avrà una rosa per poter cambiare, perché c'è la possibilità sempre di andare ad attaccare. Per fare gol bisogna fare un gol più degli altri, quindi quando sei un po' rinunciatario in questa categoria... 3-5-2 lo leggi un po' come un modulo un po' più prudente? Sì, se non fatto benissimo, un modulo un pochino più prudente. Poi sì. Bisogna capire anche gli esterni, quanto offensivi sono. Sì, assolutamente. Senti, la difesa 3 l'hai fatta anche l'anno scorso a Pagani, tu prediligi difesa 3, difesa 4? Ma in realtà posso fare bene tutti e 2 i ruoli. Nella difesa 3 ho fatto sia il centrale che il braccetto destra, e infatti quest'anno le prime partite ho giocato da braccetto, poi le ultime 2, esclusa la Coppa, da centrale nei 3. Quindi mi piace il fatto che posso variare, quindi che una partita posso giocare in un ruolo e un'altra partita in un altro. Penso che questo mi possa aiutare comunque per completarmi come giocatore a livello tecnico e tattico. Sei d'accordo con quello che ha detto il mister? Questa formazione tu la reputi una formazione prudente, una formazione da ammazzare il campionato? Ma sicuramente io penso che per fare un campionato di vertice bisogna partire da una compattezza importante di squadra. È vero che dice il mister, quello che dice il mister, che per vincere le partite devi fare un gol più degli altri, ma penso anche che chi prende pochi gol alla lunga può recitare un ruolo importante nei campionati. Come dicono, l'attacco vince le partite, le difese vincono i campionati, mi trovo abbastanza d'accordo su questa citazione. E come la vedi tu invece la corsa al primo posto? Cioè, chi considerate voi nello spogliatoio come grandi rivali vostre di quest'anno? Ma io penso che ci siano squadre che sicuramente partono più attrezzate di altre, ma penso che sia, anche se non lo conosco ancora benissimo come campionato, ma penso che sia un campionato in cui ci potranno essere diverse sorprese. Abbiamo giocato con la Clodiense ieri, che purtroppo è andata male. Sì. Ho trovato per esempio nella Clodiense una squadra strutturata, organizzata, forte nei singoli,
e penso che possa recitare un ruolo importante come squadra a lungo andare, però ce ne saranno diverse secondo me. Allora, hai accennato alla giornata di ieri, la seconda, girone C. Allora, partiamo dal Campo d'Arsego. Ieri appunto seconda vittoria, 2-2, ma soprattutto un dato che penso a ogni allenatore fa piacere: non avete ancora subito gol, che è quello per cui lavorate anche durante la settimana. Sì, assolutamente, sì, un dato che mi piace. E abbiamo fatto molto bene con la Clodiense in Coppa Italia per 35 minuti e poi in 5 minuti abbiamo subito 2 gol, uno da quasi mezza palla inattiva e l'altro l'infortunio di 1 contro 1 dietro, anziché dare la palla al portiere si è fatto rubare palla. Siamo partiti da una compattezza diversa e come dice lui ha ragione, non bisogna subire gol, bisogna partire da quella struttura e bisogna avere la possibilità poi di andare a fare male sempre. Il punticino ogni tanto ci vuole, quindi andare sui campi per mentalità mia non è mai quello di andare a prima non prenderle, è sempre quello di andare a comandare il gioco. Un po' di rischio c'è, ma io personalmente me lo posso permettere non dovendo andare a vincere, stravincere il campionato. Loro sicuramente hanno un altro obiettivo, quindi hanno anche giocatori che nell'ultima mezz'ora possono cambiare la partita. Ieri voi siete partiti fortissimo, avete dato subito quello che sarebbe stato poi il trend della partita, quindi insomma vittoria vero risicata ma decisamente meritata, contropiede di Guitto che ha innescato Diarra Subà, che adesso ti chiedo anche un commento su questo giovane interessante, e poi appunto quel pallonetto insomma, e il gol, insomma anche un bel gol di ottima fattura. Sì. Questo 99 piccolino, brevilineo, che tu stai schierando da esterno, forse ne sentiremo parlare, insomma, se questo è il buongiorno. Io credo proprio di sì, è un giocatore importante, dovevamo sostituire Mobilio dell'anno scorso e doveva arrivare molto prima, è arrivato 2 settimane fa, un giocatore importante che si sposa bene con le idee mie, molto funzionale a quello che noi vogliamo fare. Ovvio che c'è da lavorare tanto perché ieri il primo tempo fatto da noi meritava di essere chiuso 2-0 come minimo, abbiamo tenuto la partita aperta, nel secondo tempo abbiamo ovviamente smesso un po' di giocare e questa è un po' la difficoltà di questa squadra, della nostra squadra, che ha poi questo tipo di rosa un po' giovane. È un giocatore interessante, forte, stranamente ancora in Serie D, però ci sono queste figure e spero che possa prendere il volo prima possibile, che siamo noi a fare da trampolina di lancio. Sì, voi l'avete pescato dalla Serie D, dal Lornano Badesse, che è appunto Serie D toscana, penso qui ci sia lo zampino di Stevanato, o tuo? No, conosco, conosco quando per fortuna ho allenato fuori e Mobilio l'anno scorso io l'ho preso dalla Lavagnese che era fuori rosa, nel girone A, quindi fuori rosa e l'ho messo dentro, mi ha fatto 3 gol nel rush finale, l'anno scorso l'abbiamo portato qua in Veneto, ha fatto 8 gol, gli va il suo Prato, sta facendo molto bene, ha già fatto 2 gol, quindi sono giocatori che poi si vede che motivati oppure in altre situazioni, in altre società spiccano il volo. Questo è un giocatore sicuramente che non si sente parlare perché è molto forte. Sì, poi appunto spesso il destino di un giocatore è legato anche all'allenatore che crede in lui oppure lo colloca nel posto giusto, al momento giusto, per cui insomma c'è anche molta fortuna nella carriera assolutamente di un calciatore, insomma, perché questi livelli insomma, penso siano tutti discreti tecnicamente, poi c'è anche un po' di fortuna. E invece dicevi Edoardo, tu con la quale avete affrontato una delle più forti, male l'approccio alla partita, poi siete venuti un po' fuori, cosa vi ha detto Donati, poi puniti da un cavallo di razza come Aliu? Sì, devo dire non abbiamo avuto un grande approccio, è stata la prima partita fuori casa dell'anno e comunque anche noi abbiamo una squadra molto giovane, soprattutto ieri avevamo in campo diversi giovani e capisco che non è semplice approcciare una partita comunque sentita perché contro una squadra forte, strutturata, quindi il nostro approccio è stato un po' timido, un po' contratto e il primo tempo abbiamo sofferto. Il secondo tempo siamo venuti fuori, il mister ci ha fatto capire insomma, che potevamo fare molto meglio, non eravamo quelli che siamo scesi in campo nel primo tempo, nonostante non abbiamo sofferto o subito troppo, comunque non abbiamo fatto una buona partita. Secondo tempo siamo rientrati in campo più arrembanti, abbiamo cercato di recuperare più palloni nella loro metà campo e ci siamo più volte avvicinati al pareggio, però purtroppo non è andata come volevamo. Come allenatore Donati com'è? Giovane, giovane sicuramente, è un allenatore di cui ho una grande stima perché è molto affamato
Sì. ha molta voglia di allenare, di mettersi in gioco, e quello che mi piace particolarmente di lui è che nonostante abbia fatto un calcio di altri livelli rispetto a questo, ha un grandissimo rispetto dei giocatori proprio, oltre delle persone che vabbè è la base di ogni rapporto, però dei giocatori non sminuisce mai un errore che magari per lui può essere fuori dal mondo, però ha molto rispetto e soprattutto c'è il rischio che quando si frequentano i piani alti, dopo ripartendo con un altro ruolo dal basso, come dici tu, magari ci sia un po' di distanza dai giocatori. Ho trovato una persona umile, disposta a mettersi in gioco e molto disponibile verso tutti. Allora, prossimi impegni, siamo quasi in chiusura. Cristiano, come te la vedi la prossima partita? Altri 3 punti anche lì? Noi abbiamo, grazie della buffata, noi abbiamo il Bolzano. No, era una domanda. No, era il Bolzano, quindi è un'altra neopromossa, è nata molto interessante bene. Tra l'altro, il Virtus Bolzano. Esatto, è nata molto bene, corrono forte, corrono veloci e siamo sempre noi ad avere il destino di noi stessi, perché parlavate di fame, bisogna non pensare a quello che abbiamo fatto ma a quello che faremo, quindi voglio la stessa fame come se cominciasse il campionato domani, e di conseguenza arriva questa partita, che secondo me sono le partite adatte per noi, perché ci fanno subito capire di che pasta siamo fatti, proprio con quelli che ci devono impegnare moltissimo, perché perdere con quelle forti uno ha l'alibi, posso perdere, ci sta, invece queste le dobbiamo vincere, e le partite che tu devi vincere hanno un altro tipo di approccio mentale, e sono contento di averle vinte tutte e 2 le partite, perché quando devi vincere, stop. Bene, vedremo chi sceglierà in difesa, se Rubino o qualcun altro, lo attendiamo, no, siamo curiosi più che altro, perché tra l'altro il grande castigatore del Padova di 2 anni fa, su calcio di con l'Alessandria. E Edoardo invece, prossimo impegno vostro? Porto Gruaro in casa, speriamo neopromossa. Neopromossa, speriamo di rifarci in fretta da questa sconfitta, ma penso che ci sarà utile e ci servirà per il proseguo del campionato, quindi partiremo carichi e vorremmo portare a casa i 3 punti in casa nostra. Va bene, allora in bocca al lupo per i vostri 2 impegni, noi ci ritroviamo lunedì prossimo per speciali dilettanti, ogni giorno H24 su Padova Sport, nella sezione Calcio Triveneto, tutte le news sulla Serie D, continuate a seguirci sia su padovasport.tv, ovviamente anche su Telecittà. Grazie Cristiano Masitto, grazie Edoardo Sbampato, grazie. Alla prossima.